questo incontro. Prima di introdurre l'incontro d'obbligo che dia il benvenuto a Salvatore Pilloni, fondatore dell'azienda Suetu. In realtà è il fondatore di tante aziende, noi ci auguriamo che continui a fondare, non perda questa abitudine. Molti di voi sono già stati qui da noi in cantina, altri non sono mai stati. È un'azienda che ha a cuore questo territorio per 365 giorni l'anno, lavora per promuovere e raccontare questo territorio e raccontare a sua volta anche altri produttori. Quindi a lui benvenuto. Buongiorno a tutti anche da parte mia. Mie figlie mi hanno chiamato settimana scorsa e mi hanno detto: hai qualcosa in contrario se viene Renato? Fatelo venire di corsa, gli ho detto, no? Ma non perché sono lo stimo, no? Lo primo perché siamo della stessa vicini di casa, con la mamma, cioè mia mamma con la mamma, la famiglia. Di conseguenza non mi sembrava vero, credetemi, è un orgoglio per me dire Renato, anzi se mi aveva chiamato lui mi aveva rincoraggiato ancora, avrei organizzato qualcosa di ancora di speciale, no? Perché questo è quello che sento io per Renato. E comunque io non vorrei togliere spazio alle persone, poi se c'è qualche intervento introdurrò qualcosa anch'io di piccola entità, oppure lo posso dire subito, posso iniziare così. Penso di aver capito qual è il concetto, però vorrei dire solo una cosa piccolissima. Ecco, per sviluppare la regione Sardegna spesso e volentieri si parla di grandi cose, però non si ha a cuore o non si sviluppa il concetto dei paesi, no? Dei paesi dell'interno della Sardegna. Esistono anche i GAL, no? I famosi GAL che molte persone manco le conoscono, no? E parlando con un direttore del GAL, ma proprio 2 settimane fa, mi ha detto: no, ma noi al massimo finanziamo 50.000 euro, 60.000 euro per creare aziende, no? Allora, qui tra di noi ci sono molti imprenditori e vi devo spiegare come si fa a fare un'azienda da 50.000 euro. Vuol dire buttare soldi dalla finestra, mentre io direi che bisognerebbe finanziare questi progetti più importanti dove si crea occupazione veramente di 5, 6, 10 persone. Ed ecco, dico, ma come fanno a fare un qualcosa 50.000, 60.000 che no? Io ho rinunciato, no? Ho rinunciato e mi sono detto no, abbandono il progetto. Ma forse perché ero poco più avanti, però il mio motto è questo: creare occupazione in questa terra che è stata martoriata da tutti, cercare di creare occupazione in loco. E secondo me i GAL hanno una funzione strategica, non sottovalutiamola, però bisogna finanziarli. Io adesso non l'ho detto così perché in effetti 2 settimane fa ho incrociato un direttore, un presidente, no, che mi ha accennato: no, non guardi così e cos'ha. Questa è una provocazione che dico al futuro presidente della regione Sardegna e me lo auguro con tutto il cuore, ma me lo auguro veramente. Di conseguenza questa è una cosa che sento e ve la dico. Poi adesso ci saranno altri interventi, ho voluto rompere il ghiaccio un attimo, forse è una banalità, ma questa è una cosa fresca, perché volevo anche, io ho preso un salonificio a Cloaghe, no? Di conseguenza volevo creare qualcosa anche di, mi piace creare una cosa nostra, e ho detto alla produzione, ho detto guardate, qui si devono mettere maiali o bovini o pecore nate, cresciute e ammazzate in Sardegna. Non voglio sentire nazionale, non voglio sentire, nonostante ci ha provato qualcuno, però ho ritirato tutto e ho detto guardate che il mio
mio motto è questo: sviluppare il territorio regionale. Perché noi non ci dobbiamo riuscire a creare qualcosa di importante, non solo i milanesi, non solo quelli di Parma, anche noi dobbiamo far vedere che sappiamo fare qualcosa. Poi non lo so se ci riusciamo, però ho un progetto importante, però abbiamo bisogno non di burocrazia ma di far creare. E do la parola Grazie a Salvatore, il nostro presidente. Iniziamo una piccola riflessione sul il significato di queste 2 ore di riflessione che abbiamo voluto condividere con alcuni amici. Si avvicina una scadenza elettorale importante, ma in realtà anche quando non ci sono... Ora mi sentite? Okay. Si avvicina un momento importante come le elezioni regionali e ovviamente i temi di riflessione si polarizzano su sanità, problematiche dei trasporti e con un pizzico di amarezza insieme a questi amici si è fatta una riflessione e ci si dimentica sempre di un settore che invece appartiene al nostro vissuto, al nostro quotidiano, appartiene alla nostra identità, ossia il cibo, che non manca mai alle nostre tavole, ossia il vino che accompagna i momenti di festa e di gioia e che, contrariamente a quanto spesso si ritiene, è un elemento di forte di caratterizzante identità culturale. Ecco perché è nata l'idea di questo appuntamento qui, nel quale mettere insieme, e al momento sono previsti 7 interventi del mondo del vino, del mondo della ristorazione e del mondo delle produzioni. Voglio lanciare una provocazione: sarebbe bello che un giorno ci fosse una giunta regionale nel quale l'assessore all'agricoltura non si occupasse delle emergenze, per carità, sacrosanto il problema del prezzo del latte, ma che invece l'assessore all'agricoltura facesse realmente il suo compito, lavorasse per il futuro, lavorasse in termini di promozione e di costituzione. Quindi con questo stimolo, non voglio rubare ulteriore tempo perché poi abbiamo lasciato spazio al dibattito, invito a intervenire. Sarò un pochino severo, quindi vi dico che non avete tanto tempo a disposizione. Il primo intervento è di Piero Cella. Piero Cella, un enologo, non ha bisogno di presentazione, un enologo consulente di tante aziende, allievo di Giacomo Cacchis, lui stesso proprietario di una piccola azienda vitivinicola che oggi porta avanti un importante lavoro per la valorizzazione di una DOC dimenticata, che è la DOC Terralba, e quindi lasciamo la parola a Piero Cella. Buongiorno a tutti. Vicino, anche vicino. Buongiorno. Niente, sono da una parte timido, da una parte arrabbiato, con una Sardegna che ha bisogno di un cambiamento. Ogni giorno mi confronto con degli agrovalorizzatori, è un modo di dire e di rappresentare famiglie come la Pilloni, che ho avuto modo di conoscere e con cui ho condiviso un percorso imprenditoriale. È la valorizzazione di una collina che era nuda e vergine, per poi diventare molto brulla, per poi diventare un'attrazione che in tanti invidiano, comunque vedono come un modello di impresa. La Sardegna del vino
parlare di problemi ne ha abbastanza. Abbiamo la fortuna di avere un substrato, che è una piattaforma da plasmare, che ha solo bisogno di persone, di figure, uomini e donne sempre più, che facciano la differenza. Vige la superficialità, purtroppo. Io non conosco altri settori se non il mondo del vino. Mio nonno era celler vinaio in Toscana, mio padre era un enologo della SBS, poi diventata ETFAS, con tutte le sue vicissitudini. L'enologo della cantina sociale di Arborea, che abbiamo ricordato qualche giorno fa in qualche momento di condivisione, perché sono di Arborea. Ho avuto la fortuna di incontrare un grande del vino che si chiama Giacomo Takis. Buongiorno. E da lì in poi mi sono avvitato in una spirale che mi ha coinvolto, mi ha trascinato a parlare di vino e mi ha consentito di accompagnare diverse imprese. Forse non ero nemmeno all'altezza. Oggi ho maturato diverse esperienze, da 10 anni, come diceva Domenico, ho la fortuna e l'incombenza di portare avanti una piccola azienda insieme alla mia famiglia. Una parola chiave che ancora manca in tutto questo, anche ieri si parlava di donne, del vino e di imprese, ma allo stesso tempo di sostenibilità sociale. Siamo venuti fuori da una chiacchierata che la parola chiave, secondo me, che manca a tutto questo è l'organizzazione. È un'organizzazione che vorrebbe essere delle imprese. A 55 anni la mia ossessione è l'organizzazione, vedere che le cose funzionino seriamente bene. Spesso non ci arriviamo, a volte si arranca. Salvatore non so se mi guarda, ma Salvatore è un modello per questo, ma non si arriva mai, no? Credo che sia fondamentale. Ieri si parlava di donne, del mondo del lavoro, e prendo spesso legnate da mia moglie perché siamo spesso assenti. È un problema di organizzazione sociale, per cui probabilmente uno Stato, una regione, un'istituzione dovrebbe organizzare il tempo delle famiglie e organizzare tante cose della vita. Divagando in questo senso nel mondo del lavoro, ma è molto legata all'agricoltura. Abbiamo dei numeri che vedono dai 2 a 300 milioni di euro di fatturato nel mondo del vino. Abbiamo dei modelli a livello italiano e a livello europeo. Abbiamo una piccola regione che si chiama Alto Adige che ci fa una lezione. Abbiamo un'università che basta frequentare, basta prendere un volo per Verona e andare a vedere cosa sono loro. Ancora meglio, tutte queste eccellenze le hanno imparate dalla Francia. La Francia è un modello che ha diviso e ha suddiviso le proprie aree in territori, dando valore a un prodotto così semplice che è l'uva, che deve essere fermentata e deve essere valorizzata, deve essere promossa. Spesso e volentieri tanti territori che oggi diventano eccellenze, producono tanto valore aggiunto e allo stesso tempo tanta distribuzione di reddito, non sono niente di diverso dalla Sardegna. Una frase bruttissima che mi sono sentito dire da un presidente dell'Assenologi qualche anno fa, in ritorno dalla regione dello Champagne, stavano andando a Parigi a prendere un volo, e io provocatoriamente dicevo: possiamo farlo anche noi? E la frase banale, superficiale che mi disse fu: ma loro sono Champagne. E allora ho provato ad analizzare, no? Hanno 2 gambe, 2 braccia, una testa, non sono molto differenti da noi, e soprattutto oggi c'è qualcosa in più che personaggi come voi, i vari Grauso, i vari Solo che accenniamo. Abbiamo oggi internet, abbiamo uno strumento che ci può far volare e ci può far studiare, che è la parola chiave che mi ha sempre raccontato il dottor Takis, che era
studiare, studiare, studiare. Oggi c'è tanto da fare ancora, abbiamo dei modelli. Quindi un'organizzazione che dovrebbe essere sociale prima, all'interno delle aziende lamentiamo, con Domenico ci lamentiamo troppo spesso perché non possiamo fare molto di più. Molte aziende, molte persone all'interno delle aziende, anche più blasonate, raccontano di una Sardegna coesa. Dobbiamo avere il piacere di stare insieme, di poter collaborare e di fare in modo che quando lasceremo questa terra avremo tracciato un solco. E non ci vuole molto di che, perché sono qui a parlare, ma mi ritengo sempre un operaio prestato alla consulenza. Serve seriamente lavorare sodo, non esagerare, perché tanti hanno lavorato probabilmente per divertimento, perché bisogna divertirsi al lavoro, ma piuttosto fare le 8 ore, quello che dico a mio figlio, che ha imparato altro dalla vita. Mi piace fare le cose bene, mi piace mangiare bene, vestirsi bene, però c'è una forma di equilibrio. Bisogna insegnare ai nostri giovani che il valore del denaro e soprattutto il valore del tempo, usare 8 ore al lavoro, ma usarle come se non ci fosse un domani. Qualcuno mi rimprovera per questo, ma io lo predico ed è fondamentale, perché uno chiude la porta dal proprio posto di lavoro e riesce a guardare oltre e aver lasciato un paletto. La Sardegna ha tanti consorzi, ne ha 7 credo, in questo ragionamento. Nessuno di questi consorzi è efficace. Non riusciamo a produrre un effetto, un rendimento reale, perché continuiamo a non volerci bene, a non volere il nostro bene. E mi piace ogni tanto cercare di... mi piace provocare in questo senso diverse figure dei consorzi. Purtroppo personaggi che riescono a guardare un po' oltre, a voler bene alla nostra Sardegna, spesso e volentieri vengono emarginati. Dobbiamo probabilmente salvaguardare queste figure e poterle mettere al centro dell'attenzione, probabilmente non da protagonisti, perché il successo fa danni spesso, e invece bisogna mantenere sempre i piedi per terra, perché c'è sempre uno più bravo di noi. È una sorta di concorrenza leale, diventa uno strumento per vincere a tutti i livelli, sociali prima di tutto e economici altrettanto, che è un viatico molto determinante. Abbiamo un'università. Io ho avuto la sfortuna di arrivare qualche tempo prima, e la Sardegna ha avuto un buco culturale del vino di solamente 70 anni, non tanto. Praticamente dagli anni 20, dove avevamo le prime scuole regie di Cagliari, una delle prime scuole regie in Italia, e si parlava già dall'epoca del vino, e siamo tornati agli anni 90, 2000. Per formare i nostri giovani. La cultura del vino sta crescendo, ma è ancora troppo poco. Probabilmente dobbiamo essere ancora più efficaci, e la condivisione di intenti e di progetti ancora non prende il largo. Dobbiamo essere ancora più bravi a condividere tutto questo. La formazione è determinante. Dicevo, l'università, sto pregando che anche, si parlava di formazione anche di rispetto per il lavoro delle donne e degli uomini in sé, va predicato ancora di più all'interno delle università, delle scuole, perché diventi sempre più determinante, perché insegni il rispetto di tante cose. Il rispetto, un'altra parola chiave. Oggi abbiamo la fortuna di avere una terra, e non ho capito i imprenditori che facevano altro nella vita come Salvatore. Abbiamo substrati che ci invidiano in tanti. Abbiamo una Sardegna molto lunga, con diversi territori, con delle specificità, anche con delle competenze che hanno solamente necessità di essere impostate e organizzate. A quel punto non avremo seriamente rivali.
un modello su tutti, a livello sociale e non solo, è Mamo Jara. Mamo Jara, nel giro di qualche anno, ha cambiato la sua immagine di paese, di comunità, da rapitori, questo è, no? Da detentori, a produttori di vino, e ne siamo orgogliosi. Io faccio il tifo per loro, e ci sono tantissimi giovani che parlano di vino in una maniera un po' artigianale, spontanea, ma stanno diventando talmente consapevoli del loro potenziale che oggi, come paese, non dico neanche di regione, Lorese, stanno facendo la differenza. Discutibile, dei vini, tutte le salse, perché oggi la fortuna del mondo del vino, come nella moda, se posso fare un paragone, ha tante sfumature. Credo che dobbiamo dipingere questo bel quadro, perché diventa un bellissimo rettangolo che attorno c'è l'azzurro e attira tantissimo. Probabilmente dentro dobbiamo completare questa grande opera d'arte e di lavoro di cui dobbiamo esserne responsabili e attori. Grazie a Piero Cella per la sintesi del suo intervento. Posso dire brutalmente, sia da un lato quello di smettere di cantarci e dire che siamo i più bravi, che invece abbiamo tanto da imparare, e non perdere di vista il tema della condivisione. Condividere, perché con una crescita complessiva, con una crescita di ogni singola azienda viene anche una crescita complessiva, e più è complessiva e più è anche singolare. Allora, passerei ora la parola a Laura Secchi. Tanti di voi la conoscono, chef, in realtà con un passato diverso, e per seguire il suo sogno ha completamente cambiato vita. Immagino che tanti di voi siano già stati da Vitanova, e quindi una donna chef, una donna imprenditrice, con una brigata di donne in cucina e in sala. Buongiorno a tutti e grazie. Appunto, sono Laura Secchi. Io 5 anni fa, a novembre del 2019, ho aperto il mio ristorante Vitanova, dopo 15 anni passati nella pubblica amministrazione, ma con un piano B, lavorativo della mia vita, così lo chiamavo, nel mondo della cucina. Noi siamo, come ha detto Domenico, praticamente tutte donne per mia scelta, cioè abbiamo anche un maschio, ecco, però siamo su 7 e un ragazzo. Allora, parlerò brevemente della mia esperienza e poi delle cose. Ovviamente noi avendo aperto nel 2019 siamo stati poi inondati dal Covid e da quello che è venuto dopo, ma non voglio parlare di questo perché questa è una cosa che ha invaso tutti, ecco, quindi non è questo. Questo chiaramente però a livello di azienda, perché poi molto spesso ci si dimentica che il ristorante è un'azienda e quindi deve anche far vivere le persone, non è solamente cucinare. Ovviamente mi ha impedito, come tanti altri, di raggiungere il break-even point nei 3 anni, o quello che è più o meno la media che si può avere, ma mi confesso che l'anno peggiore sono stati quelli dopo, ecco. Però ripeto, non voglio parlare di questo. Devo dire, dal punto di vista del rapporto, ad esempio, con la regione o con in generale la pubblica amministrazione, che non c'è stata, secondo me, un'attenzione, non è tantomeno l'attenzione, ma la tempistica, ok? Dell'attenzione ai problemi che può aver avuto un ristorante che comunque doveva chiudere, perché non c'era alternativa. Noi a sport non ne abbiamo fatto perché i nostri piatti non si prestano all'asporto. Sono stati devastanti, nel senso che, per dire, parlo del fondo resisto che qualcuno sta ancora aspettando, ma che è arrivato dopo 2 anni, voglio dire, ecco, a me è arrivato l'anno scorso, no? Ecco, quindi. Ma la cosa, per dire, che per noi è stata più pesante è, ad esempio,
l'aumento sproporzionato dell'energia elettrica, per cui io ho pagato 3 volte tanto quanto la media, insomma, che pagavo, e sto ancora pagando debiti, voglio dire, appunto, e lì nessuno ha fatto niente, perché per dire il credito d'imposta è stato assolutamente, cioè, ininfluente quasi. Perché voglio parlare di questo? Perché e poi però parlerò, questa è una cosa breve, voglio dire, perché secondo me un'azienda, parlo per la mia, ma immagino che anche in altri settori sia così, il rapporto con la pubblica amministrazione veramente spesso è molto difficile. Faccio un esempio: io ho assunto una persona a febbraio del 2020, partecipando a un programma regionale dove davano, diciamo, una sorta di sgravio, una tantum, eccetera, che mi è arrivato 3 mesi fa. Questo sono tempi che sono impensabili. Tra l'altro decurtato della cassa di integrazione di cui aveva questa ragazza, ovviamente, cioè, che aveva avuto durante il Covid. Cioè, impensabile. Per mettere 6 tavolini fuori, perché io ho pochi posti, quindi posso mettere 6 tavolini all'aperto, ho aspettato 1 mese e mezzo, perché è andato in conferenza di servizi. Io li ho avuti il giorno del mio compleanno, tipo regalo, il 19 di luglio, avendolo chiesto, cioè 1 mese e mezzo. Cioè, queste cose sono cose, secondo me, che veramente molte volte rendono difficili, ripeto, il lavoro. Però, diciamo, noi siamo soddisfatti del nostro lavoro, nel senso che la mia filosofia, come tanti altri che sia della cantina e cose, è valorizzare soprattutto i prodotti locali, i produttori. Io faccio un lavoro che io ogni giorno vado al mercato, e non è una bugia, perché insomma chi lo sa mi vede ogni giorno. Ho rapporti con tanti piccoli produttori che mi portano le cose, perché preferisco così, uso solo prodotti di stagione, io non vado nella grande distribuzione se non per prendere le cose professionali che mi servono per la pasticceria e che non trovo negli altri posti. Questo è un lavoro, secondo me, che paga fino a un certo punto e che invece, secondo me, dovrebbe essere incentivato. Perché paga fino a un certo punto? Perché allora non è una questione di costi, nel senso che, ad esempio, faccio un esempio, nel mio ristorante il food cost si aggira sul 26%, facendo questo lavoro qui. Considerato che in generale si deve attestare tra il 27 e il 30, può arrivare anche al 33, io ritengo di avere, diciamo, una media di food cost che è assolutamente buona sul cibo. Per cui le persone pensano che usando, magari appunto facendo questo lavoro, non si spenda di più, e quindi dice: vado alla metro, mi prendo le casse di verdura, mi prendo le cose, la carne, il pesce. Non è così, almeno nella mia esperienza assolutamente non è così, nel senso che l'unica cosa è che ovviamente è un lavoro più complesso, perché io ho proprio i rapporti personali, no? Con i piccoli produttori, con l'olio, noi prendiamo l'olio di Puglieri, io sono di Oristano, perché io conosco che durante l'incendio hanno perso quasi metà dei vigneti, quindi secondo me in questo modo si possono anche raccontare tante storie sul cibo. Cioè, io dico sempre: i miei piatti hanno nome e cognome, ed è vero, è così. Io posso dire chi mi ha dato quella cosa piuttosto che quell'altra. Stessa cosa per il vino. Io ho una scelta di molte volte dicono: ah, ma la toccata dei vini è corta. Sì, è vero, è corta. Io insomma mi sono fatta aiutare ovviamente per stilare la carta dei vini, e ho solo vini sardi, ma per mia scelta. Non ha senso che io, ripeto, avendo 34 posti, perché ho 34 posti, faccio questo lavoro, diciamo, molto territoriale, magari però elaborando, diciamo, quei prodotti in maniera, insomma, un po' più pensata, possiamo dire così. Abbiamo una carta di vini dove magari mi metto l'Amarone, che non c'entra niente, che non ha un filo conduttore. Allora,
Ecco, questo è la cosa. Perché ho detto che spesso non paga? Nel senso, in generale chi viene da me, devo dire, per quanto riguarda la qualità del cibo, la cosa non è contento, insomma, comunque non... Poi capita sempre ovviamente che a chi non piace, perché non si può piacere a tutti. Però la ristorazione è un target. Io quando ho aperto il ristorante sapevo a chi mi volevo rivolgere, cioè so benissimo che non posso piacere a tutti e che chi vuole spendere 20 euro con delle orate greche o delle cose non viene da me, cioè un cliente, un turista, perché i turisti diciamo di passaggio, cose da me non vengono. Una volta ha visto il menù e mi ha detto: ma lei pesce non ne fa? E io ho detto: cosa intende per pesce? No, una grata alla griglia. E ho detto: no, guardi, mi dispiace, non lo faccio, però guardi, ne trova tanti via Sardegna. Quindi io so benissimo che non mi rivolgo a tutti e che chi viene da me ha una consapevolezza di dove sta andando, perché ha letto magari, perché insomma, perché si è informata. Ecco, io penso però che questa cosa, anche in diversi modi, non ovviamente perché non è che la ristorazione deve essere elitaria per forza, ma io non credo che la mia ristorazione sia elitaria, però può essere incentivata, ecco, veramente, perché l'uso appunto, di prodotti di stagione, di prodotti locali che sono buonissimi, veramente fa una differenza enorme. E niente, quindi insomma questo è il mio auspicio. Grazie. Allora, grazie mille a Laura. Io ne approfitto per aggiungere una riflessione sul mondo della ristorazione, anche se è previsto un altro intervento di Andrea Cavoni. Non so, per chi è appassionato di cibo, non so se si legge tantissimo ormai di questa famosissima ristorazione dei paesi nordici, di quanto le classifiche internazionali vedono confrontarsi ristoranti di Copenaghen piuttosto che di Stoccolma. È un fenomeno molto interessante, perché da un lato ci si ritrova in nazioni dove non c'è una grande richiesta di materia prima come magari possiamo vantare noi, ma ci si ritrova sicuramente di fronte al coraggio delle istituzioni di scommettere sulla ristorazione. Io credo che ci sia un paradigma errato, si pensa sempre alla ristorazione come commercio. La ristorazione non è commercio, la ristorazione è qualcosa che va oltre il commercio, in realtà ha più a che vedere con l'artigianato, ma nel senso più alto del termine, perché andare il ristorante, il ristoratore che crea una rete con i piccoli produttori, il ristoratore che va a scegliere le materie prime, che va a scegliere il vino, in qualche modo crea la sua bottega dove, come succedeva un tempo, si andava a imparare. Perché oggi si parla tanto di questa ristorazione? Perché tanti giovani italiani decidono di andare a fare esperienze in questi ristoranti. Prima sono andati a farlo in Spagna, oggi vanno a farlo in Danimarca, domani andranno a farlo in Perù, perché da un lato si sono create le condizioni. Sarebbe auspicabile un domani, che so che la regione con l'ASPAL, insomma il suo braccio operativo su questo, magari sostenesse un po' di più le aziende ristorative a poter utilizzare degli stagisti, superando i limiti attuali sugli stagisti, e magari decidere di dedicare un po' meno tirocini alla grande distribuzione organizzata. Io sono sicuro che se noi spingessimo i nostri giovani ad andare a bottega da un grande chef, da un grande ristoratore a imparare un mestiere, piuttosto che spingerlo ad andare a fare l'apprendista commesso per una fase limitata del suo tempo, probabilmente andiamo a creare una professionalità che un giorno serve a fare cosa? Serve a valorizzare i beni che vengono prodotti nell'isola, serve a valorizzare i prodotti che vengono prodotti nell'isola, quindi ci riportiamo a casa un bagaglio di competenze che fondamentali. Ecco, oggi quando ci incuriosiamo, ecco, ci attrae il fenomeno
della ristorazione nordica, per quanto sia forte e quanto vada avanti, il segreto è semplicemente questo: da un lato ci hanno creduto le istituzioni, dall'altro hanno reso facile e più semplice andare a lavorare lì, e tanti giovani italiani vogliono andare a lavorare qui. Oggi si sente spesso parlare del tema della ristorazione, che non si trova più personale, ovviamente lo si liquida con grande semplicità parlando solo esclusivamente del reddito di cittadinanza. Non basta parlare solo di quel problema lì, è un problema più complessivo, è un problema che probabilmente da un lato le aziende hanno bisogno di essere aiutate a creare occupazione, dall'altro i giovani vanno sostenuti per essere formati e decidere di scommettere in questo settore qua. Non mi allungo, vi anticipo solo che i prossimi interventi non dovranno superare i 5 minuti e approfitto per invitare a prendere il microfono Elena Frau. Elena Frau è una giovanissima che dopo il diploma ha deciso di dedicarsi alla campagna. Io conosco la sua famiglia quando lavoravo a Sidi a Saposento. Il papà è stato con un piccolo orto con produzioni di grandissima qualità, la voce si è diffusa, tanti chef lo utilizzano un po' in tutta la Sardegna dei loro prodotti, sono fornitori di uno dei più grandi pasticceri italiani, Gianluca Fusto di Zafferano, e lei dopo il diploma quindi ha scelto di non proseguire in una carriera universitaria, ma ha scelto di proseguire la professione del padre dedicandosi al lavoro della terra. A Siglia. Ciao a tutti, mi chiamo Elena, ho 22 anni. Da 2 anni ho deciso appunto di prendere in mano l'azienda di papà. La scelta di non proseguire gli studi è stata un po' forzata, nel senso che l'unica università agraria si trova a Sassari. La scelta mia, mi sono trovata diciamo di fronte a un bivio tra prendere in mano l'azienda di papà, perché papà diciamo che sta crescendo, anche se lui si definisce sempre un ragazzino, però aveva bisogno di aiuto, o di proseguire con gli studi. La mia scelta diciamo è stata quella di aiutare papà, e dopo ho iniziato esattamente quando avevo 16 anni, quindi nel frattempo studiavo e passavo l'estate in campagna. Quindi di fronte a questo bivio mi sono trovata appunto a dover decidere di dare una mano a papà e di proseguire con l'azienda di famiglia. Ma diciamo che la mia idea è quella di proseguire con gli studi, perché tanto è sempre, diciamo che non c'è un'età giusta. Allora, la nostra azienda è molto piccola, siamo infatti solo io e papà per il momento, piano piano speriamo di crescere. Ringraziamo tutti gli chef che decidono di seguire il nostro percorso. La nostra azienda è un'azienda un po' particolare, perché produciamo ortaggi, legumi, un po' di tutto, però abbiamo deciso di non essere uguali agli altri, e ora vi spiego il perché. Nella nostra azienda non utilizziamo nessun concime, fertilizzante, non utilizziamo nulla, quindi utilizziamo gli animali ad esempio che si trovano nel terreno, cerchiamo magari di non arare troppo a fondo in modo tale che gli animali che si trovano all'interno appunto del terreno non muoiano, ma anzi si riproducano tra di loro. Ad esempio noi per concimare i terreni utilizziamo la stessa erba che spesso è infestante, ma la facciamo crescere tutto l'inverno, per poi l'estate, prima di andare a coltivare le verdure, con semplicemente una fresa buttiamo giù via tutto, e quello in pratica è il nostro concime naturale. Per poi ci penseranno sempre gli animali a fare il loro lavoro. Infatti quest'anno tutti hanno avuto problemi con i pomodori, perché diciamo che la maggior parte delle aziende i pomodori si sono ammalati, perché ha piovuto, ha fatto caldo, quindi per la peronospora e tante altre malattie non sono riusciti a raccogliere nulla. Invece noi ad esempio, senza utilizzare niente, abbiamo avuto forse una delle raccolte migliori degli ultimi anni. E qualcuno viene a dirci: ma voi utilizzate qualcosa? No, non utilizziamo niente.
semplicemente a furia di non utilizzare nulla, l'ecosistema del terreno stesso riesce a difendersi da solo da tutte le malattie che ogni anno appunto ci sono e ci saranno, perché il clima, come anche oggi siamo a metà dicembre, ci sono quasi 20 gradi. Ma chi vi ha insegnato queste tecniche? Allora, in realtà papà un po' per gioco ha deciso di intraprendere questa strada. Tutti gli andavano contro, ma che non farei niente, dopo un anno sicuramente non riuscirei più a coltivare nulla. In realtà papà l'azienda ce l'ha dal 2013, quindi sono passati già 10 anni e ogni anno c'è sempre qualcosa, notiamo sempre al posto di peggiorare migliora. Quindi significa che questa tecnica, se viene utilizzata nel giusto modo, può essere molto favorevole, oltre che per l'ambiente, anche per l'ecosistema stesso. Non ha nulla a che fare con l'agricoltura biodinamica? No, l'agricoltura semplicemente abbiamo dei terreni molto fertili, la Marmilla per fortuna vanta di questo, quindi dobbiamo riuscire appunto a capire su cosa poter investire e su cosa no. I legumi sono sempre stati coltivati qua in Marmilla, quindi è giusto che si riprenda tutto ciò. Bravo. Grazie mille ad Elena e complimenti per il lavoro che porta avanti con il papà. Fatto questo accenno sui legumi, che è un elemento molto importante, una battaglia culturale che loro portano avanti. Noi ci siamo un po' dimenticati. La Marmilla è una terra dove insieme al grano c'erano le leguminose, spesso e volentieri ormai non appartengono quasi più alla nostra dieta, ma proprio non si coltivano, a parte qualche rarissima eccezione. Approfitto per chiedere un intervento a Giovanni Melis, che oltre ad essere il direttore commerciale di Suentu è un profondo conoscitore del mondo del commercio del vino internazionale, e quindi a lui una piccola riflessione su ciò che sarebbe utile per il mondo del vino sardo, per un processo di internazionalizzazione. Buongiorno a tutti, cercherò di essere sintetico perché è un argomento che mi sta molto a cuore. Io porto un po' l'esperienza mia personale qui a Suentu e in altre realtà per cui ho lavorato. Sì, si parla spesso di internazionalizzazione, di export, di confrontarsi nei mercati esteri. Quello che ho scoperto, insomma, in questi anni di lavoro, andando un po' in giro a rappresentare e a parlare di Sardegna e a parlare di vino sardo, è che spesso la Sardegna è molto meno conosciuta di quanto pensiamo. In certi mercati, senza andare tanto lontano, mercati come quello americano, a volte occorre anche geograficamente collocarla la Sardegna. A volte fa anche un po' ridere, perché per darla in certi contesti, che dovrebbero essere anche contesti comunque con un profilo alto di partecipanti, occorre geograficamente collocarla fra la Spagna e Roma, e quindi dare una collocazione geografica in mezzo al Mediterraneo, perché non si ha conoscenza, a volte viene scambiata con la Corsica, a volte con la Sicilia, quindi questo, al di là della curiosità iniziale, lascia un po' pensare, perché la Sardegna ancora nel mondo sconta, rispetto a altre regioni italiane che sono più importanti a livello vitivinicolo, ancora una difficoltà nell'essere presente nelle liste degli importatori. Io parlo di vino perlomeno, anche se poi questo discorso si può fare tranquillamente allargare a tutto il comparto agroalimentare. Sconta ancora una scarsa conoscenza e una difficoltà a entrare magari nelle liste vini degli importatori più o meno grandi, più o meno importanti, anche in mercati maturi che conoscono il vino italiano, come gli Stati Uniti. Quindi geograficamente quanto più lontano si va, ci si allontana dalla Sardegna, a volte è tanto più difficile. Quindi questo
è un problema secondo me proprio di conoscenza della destinazione, cioè la conoscenza della Sardegna nel suo complesso. Quindi quando si va in giro a parlare di vino occorre sempre, soprattutto in particolare nel mondo del vino, parlare di territorio, parlare del nostro territorio, quindi perché il connubio vino e territorio è un connubio molto forte. Quindi quando si va all'estero a raccontare la Sardegna occorre raccontarla a 360 gradi, occorre fare marketing. Nel nostro piccolo si cerca di fare un po' di marketing territoriale, fare un po' di ambasciatori del nostro territorio, però parlando della regione Sardegna. Spesso si passa più tempo a parlare della storia, della cultura, delle tradizioni e si arriva poi a parlare del vino, perché se si riesce a fare promozione del territorio, della destinazione geografica, si riesce a trainare poi tutto il comparto agroalimentare, culturale e turistico. Occorre fare internazionalizzazione già in Sardegna, occorre essere preparati per ospitare e per promuovere la Sardegna da qua. Qualche tempo fa mi capitò di fare una chiacchierata con un inglese, un Master of Wine, che si suppone tra gli maggiori esperti di vino a livello mondiale, e mi disse: noi vorremmo anche organizzare un viaggio in Sardegna per venire a conoscere le realtà vitivinicole, però non sappiamo con chi parlare. Quindi io alzo il telefono, chi chiamo per organizzare un viaggio in Sardegna con i miei colleghi Master of Wine? E quindi questo mi fece un po' pensare, perché in effetti non abbiamo in Sardegna non sono presenti realtà come le enoteche regionali, che sono presenti in tante altre regioni, che fanno un po' da promozione, da coordinamento anche di attività che possono essere appunto quelle di incambio, invitare, portare degli operatori di settore a conoscere la Sardegna. E quindi occorre lavorare su più fronti da questo punto di vista. E non ultimo, e mi collego anche al discorso che faceva l'amico Piero Cella, lavorare sulla formazione. Quando io ho iniziato a fare questo lavoro non c'era in Sardegna un master post-universitario che formasse le figure commerciali e che portasse una formazione anche di marketing del vino. Ho avuto la possibilità di frequentare questo master fuori dai confini regionali, perché appunto mancava in Sardegna in quel periodo un'offerta universitaria, post-universitaria, che introducesse le figure, chi veniva da un percorso universitario a specializzarsi nel mondo del vino. E quindi anche su questo aspetto occorrerebbe investire. Però per concludere, sicuramente marketing della destinazione Sardegna a 360 gradi, quindi in modo tale da trascinare poi da avere delle ricadute su tutti i comparti dell'agroalimentare. Piccola nota. Nel 1995 o 96 gennaio mi ritrovai parlando di internazionalizzazione, di apertura ambientale, a una conferenza all'Università di Modena, dove io sono andato a studiare, perché in Sardegna non mancava la facoltà di economia aziendale, e il relatore, l'invitato era appunto Renato Solo, che ci parlava del progetto Discali, che in quegli anni iniziava a prendere sì. Quindi brevemente la mia esperienza. Si chiude il cerchio, sì. Allora, ringrazio Giovanni Menis per il suo prezioso contributo, perché è andato proprio dritto al problema. Io aggiungerei, sinteticamente, vale per il vino, ma vale tantissimo anche per la ristorazione. Non so se vi appassionano ogni tanto le classifiche gastronomiche, Gambero Rosso, Michelin e quant'altro. Che cosa sconta la Sardegna? Spesso e volentieri sconta l'essere un'isola, a differenza di tutto il resto dell'Italia. Se uno decide di andare a trovare uno chef in uno sperduto paesino in Abruzzo, si mette in treno, si mette in macchina, ci arriva in Sardegna questo non è possibile. Con i limiti poi dei trasporti e con il settore del giornalismo gastronomico decisamente debole, diventa molto complicato poter ottenere, promuovere realmente ciò che si fa
si fa in Sardegna e non c'è nessun tipo di interlocutore che realmente poi faccia questo, se non delle operazioni di carattere episodico. Approfitto per invitare a prendere la parola Andrea Cavoni, ristoratore, seconda generazione di ristoratori, una ristorazione molto territoriale da Ada a San Sperato. Grazie Domenico, io non sapevo di fare l'intervento, ringrazio il padrone datore Renato per questa nuova volontà, di questa nuova presa di coscienza di ricandidarsi. Sono felice perché ho creduto nel progetto Sardegna, l'abbiamo supportato perché in vita sono in doppia veste, quindi da ristoratore e da indipendentista, perché facevo parte di un movimento indipendentista. Allora, niente, gli stimoli sono tanti, i problemi sono altrettanto tanti. Sardegna è questa grande terra madre che odiamo e amiamo allo stesso tempo, perché ci sono tanti gap e alcuni li ha Piero bene. Devo dire che io faccio parte, diciamo, improvviso come capofila di un gruppo di ristoratori del Sud Sardegna e non solo, e andiamo a girare varie realtà sarde, produttrici, sia produttori di vino, quindi piccoli caseifici, sognifici, insomma birrifici artigianali, ecco, tutte queste nuove realtà che in Sardegna si stanno contraddistinguendo a livello anche nazionale e oltre, però sono tutte come dire, realtà virtuose che partono dal basso e che sono fuori totalmente fuori contatto dalle istituzioni, dalla regione in primis. Manca questo anello che dovrebbe in qualche modo aiutare a promuovere queste eccellenze, che diversamente, se non hanno a capo un illuminato, come che ad esempio mi viene in mente Sinos a Giorgei, un piccolissimo micro caseificio che lavora solo a latte di pecora, e c'era l'attore della Marvel di Hulk che ha fatto il formaggio con lui, non sapevo neanche di avere a fianco questo personaggio. Arrivano più che altro così a livello individuale questi contatti, ma mai c'è un anello istituzionale che li promuove. Dall'altra esiste, per esempio io in carta, adesso non volevo parlare del mio ristorante, però parlerò in questo senso, avevo in carta un'eccellenza gastronomica sarda che è Sortau di Ardauli. Un gruppo di giovani aveva deciso di produrlo, metterlo in commercio per noi ristoratori, ci abbiamo creduto in pochi, però io lo vedevo parecchio bene. È fallito perché purtroppo non c'è stata un'agenzia, un ufficio istituzionale che lo aiutasse, lo potesse in qualche modo dare gli input per rimanere a galla, riuscire ad affrontare i problemi che ha avuto, perché uno è bravo nella produzione ma manca nel marketing, e viceversa. Quindi in Sardegna, quello che dico io, noi abbiamo i riferimenti di comparto che per esempio potrebbe essere anche la Confcommercio. Io penso che non so neanche dove sia, cioè non ci hanno mai contattato, non ci rappresentano, cioè noi siamo a galla perché con le nostre forze abbiamo un progetto serio e ovviamente la nostra realtà punta tutto sulle eccellenze sarde che sono quelle che appunto Renato da sempre ha voluto far emergere e sostenere, e cerco di far sistema con loro. Quindi quando col gruppo di ristoratori giovani, ce ne sono tanti per fortuna e anche molto bravi in Sardegna, cerchiamo di fare rete. Se venite nel mio ristorante troverete più bigliettini da visita di altri ristoranti che forse il mio non lo troverete. Ecco. In questo senso bisogna aiutarsi a avere la caratteristica di rappresentare un territorio nel micro territorio, cioè io a San Sperato faccio 25 piatti con le pesche, ovviamente. Idem utilizzo il miele di Francesco o la birra di Francesco, cioè innanzitutto premio i produttori virtuosi
di qualità del nostro paese, dopodiché mi avvicino nel raggio per rappresentare il nostro territorio, le microregioni. La Sardegna, come dico sempre, è un continente. L'altro problema di gap importante è la scuola alberghiera. La scuola alberghiera è un fallimento totale. Proprio a me, quando mi dicono sono della scuola alberghiera, per me già non ti posso valutare. Perché qual è il problema? Ci sono questi, tanto la famiglia non crede in questa scuola, quindi a mandare il proprio figlio a studiare in questo terremoto è un contenitore di personaggi che fa tutto tranne che studiare e farle come le cose a dovere. E quindi ha fallito mio figlio nel classico, poi gli ho fatto provare l'industriale chimico, poi dopodiché come ultima ruota di scorta va a fare l'alberghiero. L'alberghiero invece dovrebbe essere la prima scuola in Sardegna, la più coccolata, la più tutelata dal punto di vista sia strutturale che dei professionisti che ci vanno ad insegnare. Mentre vengono degli insegnanti che sono quasi tutti del sud d'Italia, che vengono qua con un certo carico di frustrazione per fare punteggio, per prendersi poi la cattedra, non hanno neanche voglia di insegnare. Oppure ci sono degli insegnanti come a Pula che insegnano a Sala, non hanno mai lavorato in un ristorante in vita loro, cioè hanno un titolo di studio ma non hanno mai lavorato, non ha senso. Ci sono dei cortocircuiti che indeboliscono il comparto, mentre prima avevamo, io arrivo dalla scuola alberghiera di Arzachena, eravamo gemellati a Stresa, insomma si lavorava con Aga Khan all'epoca e c'era tutto un servizio importante, eravamo rinomati sulla ristorazione e sulla sala con importanti riconoscimenti. Dall'altra parte, adesso volevo parlare del comparto del vino, io vedo invece tanti giovani che stanno producendo, sempre micro realtà, e sono contento perché non abbiamo trovato veramente una cantina che non ci sia piaciuta, cioè belle realtà, belle persone, piuttosto semmai lamento il fatto che sgomitano per essere presenti nelle carte dei ristoranti sardi, tutti, è impossibile, cioè, dovrebbero guardare al mercato estero, comunque continentale, e lì torniamo a bomba. Il problema che ha annunciato Domenico, i trasporti, ce la raccontiamo, i trasporti sono la becca dell'isola, siamo tagliati completamente fuori. Quest'ultima amministrazione regionale poi ha affossato completamente. Se da una parte Renato ha fatto 2 passi in avanti tanti anni fa, se ne sono fatti 3 indietro, poi 1 in avanti, 4 indietro, è sempre peggio. La nostra regione dovrebbe prendere esempio da Malta, quando si è autodeterminata, ha detto ai propri concittadini di entrare in un azionariato importante che partiva dal basso, quindi chi aveva €1 a disposizione metteva €1, chi aveva 100.000 euro metteva 100 euro, però hanno creato una flotta sia navale che aerea maltese che hanno uno scambio internazionale che da fare invidia a tantissimi, uno sputto di isoletta che è appena il doppio di Sant'Antioco, ospita 65 città che atterrano in quel luogo. E non è che abbiano tanto, non hanno un fiume, non hanno una foresta, vivono solo dal turismo e dalla pesca. Hanno 5 europarlamentari fissi a Bruxelles, sono carichi di soldi. Poi lasciamo stare l'ultima amministrazione Muscat, che è un'amministrazione che non voglio prendere esempio perché è un paradiso fiscale, poi come dice Francesco. Però andiamo prima, esaminiamo Malta prima di Muscat, insomma sono numeri che vanno esaminati, analizzati, e noi dobbiamo pregare a una compagnia low cost: vi prego, atterrate nel paradiso. È assurdo, cioè c'è qualcosa che non funziona. L'altro problema dei sardi è che non conoscono la Sardegna, non sono dei bravi ambasciatori, sto generalizzando, però se voi pensate alla Guinness in Irlanda, ogni pub Guinness è un'ambasciata irlandese, cioè lavora su tutto, si fanno le quadriglie, noi ci vergogniamo di parlare del Baro Sardo,
loro si vestono da irlandesi, un po' di folklore e fanno soldi con questo. Quella birra rappresenta una nazione. Noi l'Ignus l'abbiamo svenduta e se per caso l'Heineken fa qualcosa di interessante, cioè ci veste come hipster eccetera e vende perché questo vende, noi ci vergogniamo, cioè al contrario. Ci sono dei paradossi e dei cortocircuiti che purtroppo sono duri da eliminare, sono la madre di tutto, è il complesso di inferiorità che ci hanno inculcato ormai da centinaia d'anni a questa parte. Poi dopodiché sarebbe interessante parlare delle altre produzioni che hanno bisogno veramente di tante, come dire, di aiuti dal punto di vista delle agenzie regionali che supportano, che ne so, dal pastore che ha la rete del materasso come cancello, ci vuole una persona che curi l'estetica anche di questi posti, perché sono luoghi di, ormai il turismo in Sardegna è sempre più indirizzato verso un turismo esperienziale, quindi del vissuto, non più il mare, basta, però dobbiamo essere noi bravi ad accoglierli, non solo facendo una strada decente o per un treno, adesso serve chiedere troppo. E niente, grazie a tutti, grazie per Grazie mille Andrea. Sì, in effetti il tema secondo me dell'istituto alberghiero è un tema fondamentale, è vero che la regione sugli istituti alberghieri può fare poco, ma può fare tanto sulla formazione professionale. Probabilmente andrebbe finanziato qualche corso in meno per pilota di drone e magari qualche corso un pochino più mirato su delle professioni più specifiche relative all'ospitalità. Spesso e volentieri noi ci raccontiamo come una terra di grande ospitalità. In realtà, siccome tutti noi giriamo, sappiamo che siamo molto bravi in quella che è l'ospitalità casalinga, probabilmente siamo anche la terra più ospitale d'Italia, però su quella che è l'ospitalità professionale, quella dove avviene una transazione economica, dove qualcuno paga per avere un servizio, forse lì dobbiamo migliorare ancora un po' di più. Ecco. Ne approfitto per dare quindi la parola a Valeria Pilloni, che guida l'azienda Suentum, ma in particolare le chiederei un intervento perché lei è il presidente del movimento regionale del turismo del vino, quindi rappresenta 30 aziende che in Sardegna lavorano ed investono sulla promozione turistica. Grazie, buongiorno a tutti. Giusto due parole anche sul progetto Suentum. Nasce poco meno di 15 anni fa, proprio da un forte desiderio di papà, poi condiviso da tutta la famiglia, appunto da questa grande passione per il nostro territorio, di riportare quella che era una tradizione fortemente sentita qua in Marmilla come la viticoltura, ma che nei primi anni 90 appunto era praticamente sparita. Quindi il nostro desiderio, quello della famiglia, era riportare la viticoltura. Nel nostro percorso iniziale con Piero Cella, lui ha iniziato appunto nella cantina sociale di Marmilla, che era la cantina sociale che sino agli primi anni 90 era presente qua a San Luri. Ci raccontava appunto che abbiamo anche noi dei ricordi della viticoltura qua in Marmilla. Ecco, dalle ricerche appunto è emerso che negli anni di massima produzione qua in Marmilla erano presenti più di 3.000 ettari vitati con poco meno di 3.000 viticoltori, quindi realmente la viticoltura era sostegno proprio delle famiglie. Ecco, questa si era praticamente perduta sino all'inizio degli anni 90. Ecco, piano piano i vigneti erano completamente spariti, incentivati anche dal fatto che in quegli anni la Comunità Europea comunque proprio favoriva l'espianto dando dei fondi per togliere, ecco, le vigne. E questo era un
un obiettivo che avevamo sin dall'inizio. Quindi tra il 2008 e il 2009 abbiamo piantato appunto 32 ettari di vigneti qua in Marmilla, guidati da questa grande passione, però diciamo con non poche difficoltà, perché diciamo che in poco meno di 30 anni, non essendosi tramandato questo mestiere, quindi non avendo neanche tramandato proprio il saper lavorare la vigna, abbiamo fatto grande fatica perché non si trovavano giovani che sapessero appunto lavorare in vigna. Ecco, quindi noi abbiamo puntato tanto sui giovani, nel costruire una squadra di ragazzi giovani, molti dei quali sono attualmente ancora qua con noi che lavorano e che credono, ecco, condividono insieme a noi questo progetto, che sicuramente è spinto da un amore spassionato, insomma, per il nostro territorio. Noi siamo coscienti di essere quindi Marmilla, non sicuramente nei territori più vocati anche al turismo in Sardegna, però era questa grande scommessa, ci credevamo tanto, ecco, credevamo nel fatto che attraverso il nostro lavoro qua alla viticoltura si potesse anche promuovere un territorio, quindi da subito il nostro desiderio era di cercare di portare le persone qua per scoprire un territorio, e questo l'abbiamo fatto sin dai primi anni, anche realizzando appunto una struttura che avesse degli spazi per l'accoglienza e per la ricettività, quindi che l'azienda agricola non sia solo un posto di trasformazione, ma diventi insieme anche un luogo di scambio e di condivisione, sia per i nostri, diciamo, per l'enoturista in generale, per gli amanti del vino, ma anche per altri produttori. Quindi promuoviamo durante tutto l'anno delle giornate anche con altri produttori in cui ci confrontiamo e diciamo, cerchiamo di scambiarci delle idee. E quindi Suentu è sempre stata appunto una cantina aperta. Il movimento del turismo del vino nasce appunto, è un movimento, un'associazione nazionale di cui appunto Suentu da giugno ha la presidenza, è fortemente evoluta. In questi anni abbiamo maturato la consapevolezza, ecco, del nostro territorio e delle potenzialità che ci sono, e vorremmo il movimento ha più di 30 anni quest'anno, e in Sardegna è una delle regioni dove è nato sin da subito. Racchiude appunto, è un movimento formato dai produttori stessi che credono come noi nell'accoglienza in cantina, nell'enoturismo, quindi che attraverso le nostre produzioni si possano poi far conoscere i territori, quindi incentivano le persone soprattutto anche a venire a conoscere dei territori che probabilmente non conoscerebbero. Noi l'anno scorso abbiamo superato le 20.000 presenze qua in cantina durante tutto l'anno. Per noi è un motivo di grande orgoglio, perché probabilmente queste persone non sarebbero venute qua in Marmilla se non per partecipare a un nostro evento, una nostra manifestazione. E questo è anche un modo di restituire qualcosa al territorio. Questo è comunque la missione un po' di tutto, quindi cercare di attrarle per poi fargli conoscere un territorio dove loro si possono comunque fermare, perché possono scoprire oltre a Suentu tanti anche altri piccoli produttori. Attualmente sono 30 le aziende associate e rappresentiamo tutti i territori e i microterritori di tutta la Sardegna. Mi ricollego a qualche discorso fatto anche prima riguardo i consorzi nel comparto del vitivinicolo, ecco, che forse sono i grandi assenti anche di quello che noi vorremmo che invece promuovessero. Quindi vediamo tante altre regioni dove i consorzi sono attivi e lavorano per le aziende, e questo forse sicuramente in Sardegna manca. Col movimento vorremmo, abbiamo questa grande scommessa di
non di sostituirci ai consorzi, ma sicuramente di lanciare questa provocazione, quindi di fare qualcosa che poi smuova anche il consorzio a cercare di promuovere il territorio. Insomma, questo è quello su cui stiamo lavorando adesso ecco, vorremmo dare il nostro contributo al movimento in questo senso, cercando di partire dalla nostra piccola esperienza per invogliare e incentivare anche altre aziende, produttori come noi a lavorare in questo senso dell'accoglienza in cantina. È vero che è un lavoro non immediato, ci vuole tempo, però sicuramente porta i suoi frutti. Quindi sicuramente molti di voi non conoscevano neanche il movimento, vorremmo che diventasse motivo anche di conoscenza per il settore vitivinicolo nell'enoturismo. Grazie Valeria. Allora ne approfitto e lo anticipo io. Il Movimento del Turismo del Vino Sardegna ha chiuso un accordo con l'Only Planet, così tutti noi abbiamo a casa una guida all'Only Planet. In realtà il Movimento del Turismo del Vino in Sardegna, quindi le aziende da sole, senza nessun tipo di sostegno, promuovono un progetto che in altre regioni è già stato fatto, in Valtellina, da dei consorzi, dalle strade. Qui lo faranno i produttori con una guida dell'enoturismo, nel quale al centro di questa guida dell'enoturismo edita dall'Only Planet non saranno le aziende saranno il punto finale, il punto d'arrivo, ma saranno i territori con le eccellenze gastronomiche, i territori con la storia e i territori col proprio ambiente. Approfitto quindi per chiamare Francesco Cavoni. Diciamo che quando è nata l'idea di questo incontro era quasi impensabile non immaginare l'intervento di un produttore di miele. Francesco Cavoni rappresenta l'azienda Terra Antica, è l'azienda produttrice di miele più importante dell'isola in termini di fatturato, ma in termini di produzione, e ha anche una caratteristica quasi unica, perché ha le sue arnie diffuse in tutta l'isola, quindi fa un lavoro anche di carattere territoriale. Non consorzio. A te. 5 più. Facciamo 7. Allora, intanto mi presento, sono Cavoni Francesco, presidente di un'organizzazione di produttori, quindi siamo un consorzio, raggruppiamo più aziende, più sensibilità, e quindi io in questa batch mi faccio carico di questo aspetto. E ne approfitto, visto che ho la possibilità di poter parlare all'ex presidente della regione Sardegna, nonché candidato futuro. Ne approfitto perché è una rara occasione, comunque sia, anche per parlare con tutti voi, non solo di agricoltura. Stiamo parlando scusate se sfrutto il cellulare. Stiamo parlando dell'agricoltura. L'agricoltura è il 5% del PIL della Sardegna e circa il 9% del fatturato. Sono circa 72.000 aziende, quasi 73.000, sono tutte piccole, per lo più, povere e abbandonate. E questa è la realtà. Eppure sono estremamente importanti, perché stiamo parlando del 10% della forza lavoro. In declino, sia chiaro. Si è parlato del Trentino, ho ascoltato tutti gli interventi, sono contento di essere uno degli ultimi, così sfrutterò quello che hanno detto anche gli altri. Però io dico il Trentino dove? La Sardegna è una di quelle regioni dove i discount sono la scelta privilegiata dei sardi. Noi abbiamo una percentuale attorno al 33% della spesa dei sardi contro il 19% della spesa globale all'interno di tutta la panoramica nazionale, dove gli agriturismi acquistano costantemente ai discount, lo facciamo in nomi perché non voglio offendere nessuno, dove si era fatto un tentativo di far sì che ci fossero aziende certificate, tutto questo è abbandonato soprattutto a causa degli agriturismi stessi, dove le mense scolastiche e ospedaliere sono prede di capitolate al ribasso. Se andate al Abruzzo potete trovare un bellissimo dispenser di miele estero nel bar.
ci vado spesso, dove le strutture di ricezione, quelle che sviluppano un fatturato oltre il $500 miliardi ogni anno, sono praticamente delle succursali della Mar, da quelle di piccolo livello, quindi stiamo parlando di strutture di 2-3 stelle, anche a quelle 5 stelle molto blasonate, e dove è praticamente impossibile riuscire a penetrare se non hai un santino che ti permette di entrare da qualche parte. Allora, fuori da questa ideologia, io direi, si è parlato sempre di un assessorato all'agricoltura capace, ma capace per fare cosa? Cioè abbiamo una visione, abbiamo un'identità, c'è qualcosa da questo punto di vista. Quello che io ho visto nel corso di tutti gli anni per l'assessorato è sempre una pedina che veniva sempre inserita all'interno degli equilibri di giunta, che è normale, sia normale, però magari dobbiamo capire che la struttura agricola è anche, come dire, l'habitat dove viviamo, perché noi camminiamo in campagna, vedere campagne abbandonate, mentre da altre parti, come la Toscana, il Veneto o Piemonte, ci sono delle realtà ben diverse dalla nostra, è un impatto completamente diverso, di cui se ne giova anche il turismo, poi ne hanno parlato meglio gli altri. Io quando sento la parola competizione mi chiedo cos'è la competizione. Siamo una terra con 1,5 milioni di abitanti, di cui i giovani vanno via, e vanno via soprattutto quelli migliori, quelli che hanno capacità, c'è gente che studia con grande profitto e poi va fuori dalla Sardegna portandosi via un bagaglio culturale che difficilmente potrà rientrare da noi e impoverisce, perché chi rimane fondamentalmente sono o i Don Chisciotte, quelli imprenditori che vogliono combattere contro un qualcosa che neanche loro riescono a raffigurare ancora, oppure persone che sono abbandonate a se stesse, che non hanno neanche gli elementi per poter scappare, eppure sono in Sardegna, esistono, vivono. Ora, si è parlato dell'identità dei sardi. Io quando sento qualcosa sul discorso dell'identità dei sardi mi viene da sorridere. In Giappone, che è un paese estremamente identitario, i bambini stanno studiando 3-4 lingue, sono cittadini del mondo, eppure è uno dei paesi più iconici, perché troviamo il folklore, non quello dell'Icnusa, il folklore vero, lo troviamo da tutte le parti, che sia religioso o altro. Io quando vedo lo spot dell'Icnusa mi sento sinceramente preso in giro. Ora, il nostro settore, noi cosa siamo? Siamo pastori di api, le portiamo in giro, viviamo in un habitat e per l'habitat, ma il nostro lavoro non è una missione, noi andiamo alla ricerca del reddito e questo settore ci ha permesso di avere un raro privilegio, cioè quello di vivere una serie importante di angosce, il clima, il mercato, che è veramente un disastro, e l'abbandono completo da parte di tutte le istituzioni. L'apicoltura viene sempre citata da tutte le parti, salviamo le api, eccetera, eccetera. Però poi, quando ci si aspetta qualcosa di concreto, siamo completamente abbandonati. Né più né meno come l'indipendentismo sardo. Si usa sempre, e poi quando in campagna elettorale, e poi quando si arriva al concreto, si deve fare qualcosa di concreto, si vede nulla. Cioè, dov'è questo indipendentismo? Io lo vedo veramente raramente. Quindi ritengo che il mio settore, ma ritengo per tutta l'agricoltura, non ha la capacità di risollevarsi da solo, se non all'interno di una rivoluzione organica, identitaria, culturale, che parte sia dalla pubblica amministrazione, dove si deve limitare il nepotismo e dare spazio a chi ha le qualità. Per esempio, quando si scrivono i bandi, vengono scritti sempre da persone che sono incapaci, perché nelle liste di acquisizione del personale magari hanno preso una persona che è un agronomo, mentre invece serve un esperto in legge, per fare un esempio, e che significa leggere dei bandi che sono dei copia e incolla incomprensibili,
inconcludenti, e quando tu li presenti anche diciamo, le contraddizioni, di cui anche io sono fatto, ti guardano come se fosse un alieno. La scuola che deve educare i ragazzi, come ho detto prima, siamo sardi ma siamo cittadini del mondo, siamo all'interno di un'isola che ci protegge ma che è anche una prigione, e l'essere all'interno di una prigione non ci permette di poter aprire le nostre ali se effettivamente non lo ragioniamo come una priorità, come ha detto Andrea. È possibile che io devo andare per questioni di salute o per questioni di lavoro e sono impedito perché devo cercare di fare il terno all'otto tra gli orari. Per esempio io devo andare a Bruxelles, non potevo andare a Bruxelles perché avevo il 23 novembre un incontro, il primo aereo era il 25 e facendo delle triangolazioni mi sarebbe costato quasi 1.000 euro. Siamo fuori da ogni grazia di Dio. Ora, fondamentalmente, come ho detto prima, parliamo di distribuzione organizzata. La distribuzione organizzata ha le chiavi dell'acquisto da parte della stragrande maggioranza dei cittadini italiani sardi. Non possiamo pensare che non ci sia un minimo di regolamento all'interno di questi governi. L'ultima cosa, mancano circa 3 mesi alle elezioni, credo. Io l'unica cosa che posso dire è che secondo me dobbiamo trovare entusiasmo, credere di far parte veramente di una rinascita, perché vedo tante persone che non vogliono più andare a votare. Cosa può portarli al voto? Difficile. Non credo che un apicoltore come me lo sappia, perché in tanti hanno fallito. Forse vedere tra chi si vuole fare di un carico così oneroso e gravoso un vero atto d'amore, dove deve prevalere il bene comune, e comunque sia, è facile a dirsi, ma è sempre difficile a farsi. Grazie mille Francesco per le tue riflessioni utilissime, e darei la parola a Salvatore Pallita, presidente appena rieletto, se non sbaglio, rieletto da un po', del consorzio del pecorino romano. Nessuna rielezione, anche perché ironia della sorte avevo introdotto il meccanismo del doppio mandato e oltre poi non è possibile la ricandidatura, quindi mi sono autoeliminato. No, è un meccanismo giusto che consente la rotazione e le presenze in un organismo così importante. Io non ho una scaletta, cioè forse probabilmente farò un po' di confusione, ma la mia è un'esperienza innanzitutto di allevatore. Per 30 anni ho fatto l'allevatore in una delle zone più difficili della Sardegna, che è il confine fra la provincia di Nuoro e la provincia di Sassari. Quando fare l'allevatore allora bisognava andare col fucile in spalla. Ed è una storia naturalmente di anni difficili, ma la mia storia personale è la storia di un cooperatore. Ho fatto la scelta di stare da quella parte fino in fondo e ho cercato di difenderla, di tutelarla per quanto le mie forze mi hanno consentito. Quindi abbiamo creato la nostra cooperativa, oggi meno 500 famiglie ricavano un reddito dalla cooperativa, e poi il consorzio dove altre 500 o 600 famiglie ricavano un reddito. È una bella sfida, un gruppo da 50 milioni di euro di fatturato che sta sul mercato in altre vicende per tanti anni, e da alcuni anni, da 4-5 anni, conosce una stabilità di mercati e di crescita. Io cerco di cogliere gli aspetti positivi perché per mia natura sono un ottimista nato e difficilmente mi lascio trasportare dal carro trasporti, le nostre vicende di insularità, delle condizioni orografiche dei nostri allevamenti
per me sono un'opportunità unica. Unica perché oggi il sistema di trasporto ti consente alla nostra azienda di essere presente in tutti i mercati del mondo. I corrieri internazionali fanno consegne 48 ore in capo al mondo. Quindi presediamo i mercati, li presediamo ovunque c'è la possibilità di far conoscere i nostri prodotti. E questo è un vantaggio di non poco conto. Crediamo, siamo fermamente convinti di avere un sistema allevatoriale unico al mondo. Probabilmente si avvicinano un po' i francesi del Roquefort e gli spagnoli del Manchego, ma noi siamo a un livello molto più alto rispetto a questi due importanti consorzi europei. Siamo a un livello più alto perché i nostri sistemi di pascolamento sono estremamente virtuosi. Abbiamo una pecora che ha un'utilità unica nel panorama degli animali da latte, ovino. Questi vantaggi noi dobbiamo trasformarli in vantaggi economici. Quindi il primo vantaggio economico è di avere una DOP che assorbe l'80% del latte sardo ovino, ed è una DOP che oggi è unica nel suo genere. Voi che siete imprenditori di lunga data, l'80% del latte sardo viene trasformato nella DOP pecorino romano. È cresciuto negli ultimi anni di un 10%. Questo vuol dire che in più abbiamo un prodotto che è unico nel suo genere. Dicevo, ma voi da imprenditori, un prodotto unico, inimitabile, che nessuno ha sul mercato, è una opportunità, è un vantaggio economico unico. Abbiamo capito che questo era un vantaggio, ma avevamo tanti limiti operativi. Tanto la prima cosa che mi disse un importante cliente americano: voi non potete venire in America a vendere una specialità come un prodotto industriale. Caspita, questa ha ragione, ha profondamente ragione. Quindi il nostro compito qual è? È stato quello di cambiare, trasformare questo prodotto in un prodotto da tavola, anche se non è presente nei nostri ristoranti, purtroppo, perché in Sardegna c'è un consumo dello 0, contrariamente all'area di origine del parmigiano reggiano, dove il consumo è del 30% di quel prodotto. Un vantaggio enorme, perché la divulgazione del territorio d'origine, la conoscenza, la padronanza su quel prodotto dà il vantaggio che una base di partenza dei consumi è notevolmente avanti. Poi abbiamo fatto tutte le attività nelle scuole, negli istituti alberghieri, ma dove abbiamo trovato ospitalità, costanza, è nelle scuole dell'Emilia Romagna. E noi partecipiamo da anni al concorso sfide, oltre 7.000 alunni, 230 classi. L'ultima vittoria è stata quella sul parmigiano reggiano, il balanzone al pecorino romano, tortellone di Bologna, che ha avuto il successo ed è stato premiato come la miglior ricetta del momento. Tutto questo perché? Perché noi abbiamo bisogno di divulgare un prodotto che ha un'utilità e un uso che ha ampio raggio. Lo si può consumare a tavola, lo si può consumare da ingrediente in piatti nobili, in piatti di alta qualità, lo si può mangiare tranquillamente come antipasto, e di recente il nostro amico Piero Carettu l'ha utilizzato come prodotto, come dolce a fine pasto. È un cambiamento epocale che mi ha consentito, con gli amici con gli amici dell'Alto Adige, l'IDM dell'Alto Adige è una sorta di agenzia come le nostre, l'Ore,
ma che ha avuto una capacità di stare sul mercato come pochi. I nostri non stanno sul mercato, stanno negli uffici. Stanno sul mercato perché la provincia di Bolzano ha trasformata metà pubblica, metà privata. Quindi bisogna andare sul territorio, bisogna coinvolgere le imprese del territorio per stare sul mercato. E l'abbiamo fatto, l'ho fatto perché non perché le aziende che arrivano dall'esterno sono privilegiate, sono escluse, ma perché ho fatto un'alleanza con lo SPEC dell'Alto Adige e abbiamo fatto un progetto importante in tutto il Nord America ed è stato un successo. Successo perché? Perché io dicevo, no, questo è un prodotto che non ha bisogno di pubblicità, poi un mercato grande come quello americano, 400.000 abitanti, deve avere risorse infinite. Noi dobbiamo andare laddove il consumatore va in quel discount oppure in quel negozio di alta qualità e noi lo dobbiamo presidiare, dobbiamo insegnare a quel consumatore e soprattutto far conoscere a quel consumatore quel prodotto. Quindi test d'assaggio, le ricette, i seminari. Io che non parlo la parola d'inglese, ho fatto tanti seminari parlando in italiano, talvolta mi accompagnava un comico, un attore italiano oppure un traduttore, ma è stato un successo, un susseguirsi di successo. Perché è stato un successo? Perché non abbiamo parlato all'infinito mondo, abbiamo parlato ai buyer, ai responsabili di acquisto, ai responsabili delle grandi catene nordamericane e canadesi. È stata una sorpresa costante quello di raccontare la storia di una regione dove nasce questo prodotto, dove nasce in condizioni naturali, dove poi viene lavorato e dà soprattutto reddito a tante famiglie. E questo, diciamo, il valore anche importante da trasmettere. La sostenibilità di un prodotto su aree interne della Sardegna altrimenti abbandonate, vivono e sopravvivono perché c'è ancora quella pecora, perché c'è ancora quel caseificio. E il racconto di queste vicende sono un racconto che viene recepito molto bene. E questo è il lavoro che abbiamo fatto. Ma l'altro lavoro di cui io vado orgoglioso è che il mercato nordamericano valeva per noi il 70% dei nostri consumi, oggi vale forse il 35% ed è un successo enorme. 35%, pur rimanendo i volumi quelli che abbiamo conosciuto 40 anni fa sono quelli di oggi, o 30 anni fa sono quelli di oggi, però è cambiato la destinazione del prodotto, è cambiato il consumatore. C'è un consumo etnico incredibile. Io ho avuto la fortuna ho mandato mia figlia lì per fare il liceo e la prima cosa che ha aperto il frigo e c'era il nostro pecorino. È una cosa incredibile, famiglia di origine ciociara, eccetera. Questo vuol dire che le nuove generazioni si avvicinano e continuano alla tradizione familiare. E quel solco noi dobbiamo, no? Nel nostro piccolo di azienda almeno un container al mese lo mandiamo a Los Angeles, cioè inimmaginabile in California il consumo di un prodotto a pasta dura, ma abbiamo fatto anche un'altra esperienza molto positiva. Noi abbiamo 2 player in Italia, Grana e Parmigiano. Perché non affiancarci a questi? Indica ci vogliono bene, siamo amici, stiamo insieme in Origine Italia, collaboriamo, eppure nel tempo siamo diventati la terza referenza in quel segmento di mercato. Ed essere la terza referenza vuol dire andare per inerzia del basket vuol dire diventare vincenti, andare per inerzia sui mercati, ed è anche questo un elemento che noi dobbiamo coltivare, dobbiamo rafforzare. Per noi è fondamentale questa via, ed è una via che si vince giocando in squadra. La squadra spesso non c'è, ognuno pensa l'orticello di casa, ma io ritengo che su quella strada noi dobbiamo ancora crescere, spazi di crescita ne abbiamo tanti.
l'ultima esperienza, diversificazione dell'addobbo. Quanti hanno raccontato che in Sardegna che bisognava fare un altro prodotto, che bisognava stare lontano dalla peste bubonica che era questo pecorino? Io ho sempre sostenuto: noi abbiamo un brand che è unico al mondo, è conosciuto in ogni angolo del mondo, non ne conoscono neanche le sembianze di questo prodotto, però dentro quel brand noi possiamo creare delle diversificazioni importanti. Quindi abbiamo fatto il ridotto contenuto di sale, quello di montagna, da ultimo quello al latte crudo, cioè pecorino che io con i monti di Pattana producevo in ovile, l'abbiamo riportato in caseificio ed è un successo strepitoso. Il consumo in Nord Europa guarda a queste tipologie di prodotto, e non a caso quanto di aver chiuso con Barilla un accordo di 2 anni che va in quella direzione. Quindi un mondo che guarda, il mondo dell'alimentare che guarda a un prodotto che per noi è un'opportunità di crescita ed è un'opportunità per fare in modo che questa attività prosegua. L'ultima cosa, questo è sempre con Romano. Con Romano. Ma è un profumo incredibile. Io lo mando in Norvegia, 7 negozi importantissimi della Norvegia, ma fanno matti. Abbiamo più difficoltà a somministrarlo qua, però in Finlandia e nel Regno Unito. L'ultima cosa, ed è un elemento a mio avviso che dobbiamo lavorare nei prossimi anni, è quello del sistema allevatoriale che abbiamo in Sardegna, che è in grado oggi di catturare le emissioni atmosferiche più di quanto non possa fare qualunque sistema allevatoriale. Forse non sapete, ma il 90% delle emissioni in una struttura produttiva di trasformazione avviene dall'allevamento. Dobbiamo lavorare per abbatterlo, questo allevamento. Noi abbiamo fatto un lavoro che poi SMEA ci sta sostenendo a gratis, perché il lavoro lo facciamo a nostre spese, ed è un lavoro che ha l'obiettivo di ridurre su 80 allevamenti campione e di ridurre le emissioni. Il primo anno il 53%, ma la cosa incredibile è che nel 2023 avremo un abbattimento dell'83%. Ora con Ismea stiamo discutendo dove io posso vendere questi crediti da CO2. Loro dicono in un mercato piccolo del territorio. No, io il territorio può anche non essere pronto a recepire un mercato del genere. Io mi rivolgo a un mercato molto più ampio. Tu Ismea non mi puoi disegnare un orticello piccolo, io ho bisogno di andare oltre, perché riteniamo che quell'esperienza di quegli allevamenti di montagna che abbiamo a Pattala è un'esperienza che si può replicare facilmente nella media collina e anche nella pianura. La Sardegna ha emissioni zero, non dobbiamo aspettare il 2050, ma ce l'abbiamo dietro l'anno. Grazie. Perfetto, ci avviamo alla conclusione, l'argomento più atteso da tutti voi. Ultimo intervento, ma chiedo a Virginia di essere telegrafica, di Virginia Secchi, responsabile di comunicazione del GAL Campidano. Sarò severissimo sul tempo. Tranquillo. Buongiorno a tutti, grazie, soprattutto grazie per gli interventi precedenti, interessanti. Io, come ha detto Domenico, sono Virginia Secchi, responsabile della comunicazione per il GAL Campidano, un territorio tra l'altro limitrofo proprio a questi territori. Intorno alla catena Sueto girano ben 3 gruppi di azione locale: GAL Campidano, GAL Linas Campidano e GAL Marmilla. Quindi diciamo, chi opera in questi territori, ma immagino che gran parte di voi abbia già sentito parlare, si può avvalere dell'aiuto dei gruppi di azione locale, ma soprattutto noi ci rivolgiamo a chi si occupa di allevamento e agricoltura.
La cosa interessante, un po' sto traendo spunto dagli interventi precedenti, è che noi adesso ci avviciniamo verso la nuova strategia di progettazione partecipata, che appunto prende un grossissimo contributo dal basso, quindi dagli agricoltori o da chiunque si senta collegato a questo settore, porta del proprio contributo. E non si parlerà solamente di agricoltura tout court, ma andiamo sempre più verso politiche che mirino anche al turismo, allo sviluppo territoriale che passi per l'innovazione, cioè ci allontaneremo sempre di più dal finanziamento all'agricoltore standard e andremo invece verso progetti che finanzino magari un'innovazione nel comparto agricolo, progetti di formazione, quindi anche il Fondo Sociale Europeo che per la prima volta in Sardegna concorrerà insieme all'approccio leader. Quindi anche finalmente si andrà ad agire su quelle che sono un po' le pecche del nostro territorio, quindi la formazione dell'operatore nel comparto agricolo, la formazione di chi si occupa di turismo e magari non è in grado purtroppo di fare un'ottima accoglienza, perché l'abbiamo detto tutti che siamo la terra dell'accoglienza, e poi però chi lo fa a livello professionale pecca rispetto ad altri territori, e lo dico anche per metà del resto della mia professione, da guida turistica, cioè è importantissimo anche imparare a rivolgerci al nostro pubblico, capire che cosa cercano, non solo proporre magari un prodotto standardizzato e col tempo anche un po' come dire, invecchiato, se mi passate il termine. Come GAL, e qui concludo, come GAL Campidano, noi ci siamo focalizzati sull'agri-food, con due prodotti ovviamente principi del nostro territorio, che sono lo zafferano e il carciofo spinoso. Quello che adesso sarebbe per noi interessante, e magari uno spunto un po' anche per altre realtà che si occupano di agri-food, è sicuramente unire l'aspetto esperienziale di quello che è il turismo rurale, che è un turismo secondo me che parte proprio dal cibo, da chi lo produce, quindi chi lo produce diventa in realtà chi racconta. Ovviamente ci sono le figure professionali che possono coadiuvare, possono fare da ambasciatori, ma sicuramente sempre più sono i territori ad avere quell'appetibilità verso i vari tipi di turista, perché non c'è più un turista standard. Sicuramente abbiamo finalmente capito che il turista che vuole stare in spiaggia va benissimo, per carità, ma poi quella stessa persona può avere voglia di fare qualche chilometro. A noi sembrano tantissimi, sono mezz'ora, un'ora di auto dalla località in cui si alloggia, per scoprire le nostre eccellenze, che sono il cibo, che sono il racconto del cibo, perché un prodotto a 10 km da qui è completamente diverso, e questo secondo me è ciò su cui continuare a puntare, ovviamente soprattutto collaborando, quindi anche consorziandosi, e questo come dal Campidano è un po' il nostro sforzo attuale e soprattutto per il futuro. Grazie, scusate se ho sforato. Grazie mille Virginia, ora diciamo il momento più atteso, parola a Renato Solo. Se c'è qualche domanda la teniamo alla fine, dopo il tuo intervento. E poi dalla regia mi dicono che la cantina Suentu avrebbe piacere di offrirvi un piccolo brindisi a fine di questo incontro giù da Lietas, quindi prego. Grazie mille Domenico, grazie a tutti voi che siete venuti. Di lunedì mattina, non è semplice, e grazie molto alle persone, agli uomini e alle donne che sono intervenute e presentato la loro esperienza. È stata molto bella questa mattinata, preziosa, di storie positive, di cose che crescono, di progetti, aspirazioni, ma poi
realizzazioni concrete che stanno sul mercato con fiducia e che parlano di come continuare a crescere. Nella Sardegna di oggi ci sono molte emergenze, molte difficoltà, ce le raccontiamo, appaiono sui giornali, appaiono in maniera preponderante, a volte si fa fatica a riconoscere invece che sotto questa presenza così forte di difficoltà, di bisogni, di mancanza di lavoro, di povertà, di sanità che non funziona, sotto, andando a vedere, andando a cercare, magari non emergono con la nettezza che meriterebbero. Sotto ci sono tante storie come quelle che abbiamo sentito stamattina, di un settore che qualche volta sembra, o che spesso sembra dimenticato o relegato a essere una piccola cosa, o l'assessore magari all'agricoltura, un assessore di poco conto, dove si finisce per mettere qualcuno solo sulla base di equilibri politici invece che sulla base delle necessità, del bisogno che c'è di una guida forte in un settore promettente come questo. Un settore che rappresenta comunque il 10% della forza lavoro in Sardegna, quindi una parte importante della nostra vita quotidiana, della possibilità di mantenere se stessi, contribuire alla propria famiglia attraverso la dignità del lavoro. E dentro questo settore, che è fatto di molti aspetti diversi, è fatto di culture estensive, di produzioni massicce per i mercati del largo consumo, non solo sardo, un tipo di agricoltura che comunque fa anche fatica, che si confronta con territori più produttivi o dove anche la dimensione aziendale è più grande, quindi si possono scontare, ci sono delle economie di scala, la possibilità di produrre quindi a prezzi più bassi ed essere più competitivi sul mercato. Oltre questo settore appunto dell'economia, della produzione intensiva, fatta anche di aziende grandi, di costi alti, perché magari ricorrono alla chimica, ricorrono ai mangimi, ricorrono a degli investimenti anche altissimi. Oltre a questo c'è un'agricoltura più legata al territorio, più adatta alla dimensione delle nostre aziende, più capace di lavorare non sulla quantità ma sulla qualità e la possibilità di far riconoscere il valore dal mercato alla qualità, ai prodotti delle nostre specialità territoriali, ai prodotti delle nostre modalità di lavoro. Penso alle modalità di pascolo diverse che ci sono in Sardegna rispetto a altre regioni. Riconoscere un lavoro appunto alla tipicità, all'origine e alle modalità di elaborazione di questi prodotti. Queste sono le storie che abbiamo sentito stamattina. Abbiamo sentito di pastori di api che pascolano le api in tutta la Sardegna e hanno bisogno di un paesaggio agricolo, di un paesaggio rurale di qualità, non condizionato da una presenza abnorme di pesticidi, non condizionato, qualcuno ha detto, nella trascuratezza del paesaggio, laddove a volte le nostre campagne sono anche luogo dove abbandonare le cose che non servono più in casa o che non servono più alla produzione, e quindi diventano a volte
di oggetti, di cose che in campagna non ci dovrebbero stare. Abbiamo sentito persino una giovane donna, una ragazza che è ripartita con delle produzioni tradizionali qui nella Marmilla, produzioni dimenticate, e riesce a valorizzarle bene attraverso gli chef, attraverso la collaborazione col mondo della ristorazione e così via. E abbiamo sentito anche una ristorazione moderna, una ristorazione colta, una ristorazione attenta appunto a questi prodotti del territorio, che li vede come parte della loro alchimia, che ogni giorno prende prodotti diversi e poi quasi con magia ne tira fuori dei prodotti, chiamiamoli di grande artigianato, come li abbiamo chiamati stamattina. Produzioni di qualità, una ristorazione colta, attenta, lenta, capace entrambi di essere ambasciatori del territorio. Siamo partiti dalla cantina di Suento, da queste colline le conosco anch'io da quando ero ragazzo, e vi assicuro che nessuno le avrebbe immaginate così belle, con un paesaggio così poetico, capace di procrearsi quasi attorno, perché anche i vicini, i confinanti, piano piano vivono questa esperienza e la ripetono, la riproducono, e l'intero paesaggio di questa zona così estesa, anche così potenzialmente bella, è cambiato. Quindi l'agricoltura viene in mente innanzitutto un grande presidio territoriale, è un grande presidio della qualità del paesaggio rurale, di miglioramento del paesaggio rurale, ma di miglioramento anche dell'ambiente circostante, della qualità dell'aria e del paesaggio anche sociale. Il fatto che si torni a lavorare, che ci sia occupazione buona, stabile, che si lavori anche come consapevolmente tutti parte di un progetto anche comune, il progetto di un territorio che vuole presentarsi insieme, che assieme con orgoglio cerca di conquistare mercati anche lontani. Tutti, chi più e chi meno, hanno lamentato, non hanno parlato di lamentele, sono stati ben capaci di andare avanti da soli. Una partecipazione più attenta delle istituzioni regionali. Ne approfitto per spendere due parole sulle istituzioni regionali. Nel passato gli enti regionali che si occupavano di agricoltura erano piuttosto frammentati, ce n'erano circa 9, sono diventate 3 agenzie, come sapete, una che si dovrebbe occupare di ricerca, una che si dovrebbe occupare di Agris, una che si dovrebbe occupare di assistenza tecnica, che è l'AORE, e una che si dovrebbe occupare di gestione delle pratiche, dei contributi, tecnicamente si ha l'agenzia dei pagamenti. Abbiamo un iPhone che fa troppe cose, riceve telefonate e fa anche da cinema. Le 3 agenzie in agricoltura. La ORE in questi anni è cresciuta di 200-300 persone. Le aziende agricole sono diminuite. E volevo proprio dire questo. Mi permette anche io di fare qualche piccola critica. La ORE è cresciuta di almeno 300 persone, oltre le persone che sono state stabilizzate, che facevano assistenza tecnica nell'allevamento e che però la facevano attraverso una organizzazione, si chiamava
che era gestita dalle organizzazioni agricole. La ORE faceva assistenza tecnica in agricoltura, ma non faceva assistenza tecnica se non in maniera microscopica nell'allevamento, che come sapete è un pezzo importante del nostro mondo agropastorale. C'erano circa 250 persone che facevano questo mestiere appunto in ARA e oggi sono dentro la ORE, che dovrebbe fare quindi finalmente assistenza tecnica nell'agricoltura ma anche nell'allevamento. Ma oltre questi sono arrivati 200-300 persone. Cosa significa? Che stanno facendo un'assistenza tecnica migliore, che ci sono chissà centinaia di persone che ogni mattina si alzano e vanno fuori in campagna a cercare di aiutare gli agricoltori a risolvere i problemi, a prevenire una malattia, a curarla, oppure a discutere di come valorizzare questi prodotti, come anche animare, come mettersi assieme, fare rete e così via. No, non è così purtroppo. Alla ORE oggi ci sono circa 50 persone che vanno fuori a fare assistenza tecnica in agricoltura. Poi ci sono quelli che vanno a fare assistenza tecnica nell'allevamento, ma in agricoltura ce ne sono circa 50, non di più. E molti di quei 200-300 che sono arrivati in modo strano, senza una strategia ben precisa, ben chiara. Sono persone che non avevano alcuna esperienza del mondo agricolo, non hanno conoscenza e non possono nemmeno essere utilizzati effettivamente per andare a fare assistenza tecnica in agricoltura. E oggi, in maniera credo errata, negli ultimi anni, la ORE viene utilizzata ci sono alcune centinaia di persone che vengono utilizzate per ricevere le domande dei contributi, le domande del piano di sviluppo rurale e di assistenza con risorse regionali al mondo agricolo. Quindi è tornata a diventare uno strano fenomeno, insomma. Poca assistenza tecnica, molta burocrazia. E la poca assistenza tecnica che oggi fa rischia ancora di diminuire, perché le persone vanno in pensione, le persone si allontanano, vanno in pensione e i nuovi non hanno più le competenze per fare quello che facevano i vecchi, perché i nuovi sono arrivati non pensando all'assistenza tecnica, ma pensando a non si capisce cosa. Agris fa una ricerca ormai totalmente autoreferenziale, collabora pochissimo con l'industria della trasformazione del formaggio, collabora pochissimo, ormai sono state messe da parte le esperienze del passato nel miglioramento genetico, nella selezione genetica degli animali, per migliorare le produzioni, per migliorare la qualità, per migliorare anche la resistenza ai virus o alle malattie come la lingua blu, che sta tornando, che è tornata e che è scarsissimamente presidiata, altrimenti non sarebbe dovuta tornare. Quindi c'è Agris che sembra persa in questo momento e Argea ha assunto un ruolo che forse non avrebbe dovuto assumere, il ruolo di ente pagatore, e cioè è la banca che alla fine, lo sportello bancario, alla fine, dopo la domanda, dopo anni di burocrazia svolti dalle persone di ORE, alla fine verificano le cose e fanno i pagamenti. Un lavoro che prima faceva l'Argea nazionale, faceva l'ente pagatore nazionale. Noi ci lamentavamo che lo faceva con ritardo e che lo faceva appunto con difficoltà. È stato assunto dalla Regione Sardegna questa responsabilità, ma ora i ritardi, anziché essere diminuiti, sono persino aumentati.
i pagamenti arrivano con maggiore difficoltà, come tutti sanno e come tutti sperimentano, e questa attività ci costa 30 milioni di euro all'anno, che è il costo di Arcea, che fa un'attività che prima veniva svolta in continente. Perché dico questi 30 milioni? Perché quei 30 milioni sommato al costo altissimo di lavoro e il costo altissimo soprattutto rapportato all'attività di vera assistenza tecnica che fanno nelle campagne e rapportato anche a quel pochissimo che fanno come agenzia di promozione dei prodotti agricoli, cioè promozione di quella promozione che è stata richiesta in tutti questi interventi, costa appunto tantissimi soldi, una cifra che è vicina ai 100 milioni di euro all'anno, ed è una grandissima parte, se non quasi tutto, la grandissima parte della regione che la regione investe nel sostegno all'agricoltura. Quindi, come voi dite, come si dice tanto spesso, gli investimenti della regione in agricoltura alla fine si fermano nelle vie di Cagliari per sostenere una macchina burocratica che è amplissima, molto ampia, fa con molto ritardo quello che dovrebbe fare nella gestione dei piani di sviluppo rurale, quindi della gestione delle risorse europee, fa molta poca assistenza tecnica, non fa quasi nessuna promozione. Quindi occorrerà fare un lavoro non di grandi cambiamenti, non di grandi riforme, ma assolutamente magari rifocalizzare il ruolo delle singole agenzie e far capire che non sono enti separati, ma sono parte, ricerca, e assistenza tecnica e gestione delle pratiche di finanziamento comunitario, fanno parte di uno stesso mondo che è il sostegno, proprio l'amore, il sostegno, andare assieme, prendere per mano e andare assieme alle esperienze che sono state citate, come quelle che sono state citate oggi, cioè di una campagna che vuole rinascere, di una campagna che vuole tornare a vivere con maggior forza, capace però di dare un reddito buono, giusto, e capace quindi di creare lavoro lì nei diversi territori della Sardegna. C'è assolutamente bisogno di far lavorare meglio queste agenzie, di specializzarle nei loro ruoli e farle lavorare insieme per un obiettivo comune. C'è una cosa che vorrei aggiungere. Nel passato abbiamo cercato di fare un'agenzia per la promozione, della Sardegna. Un'agenzia che si facesse carico di promuovere i prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, la trasformazione agroalimentare, del vino, dei formaggi, del miele, del grano, del pane, di cui non abbiamo parlato stamattina. Bene, quell'agenzia non è stata portata avanti, era stata istituita ma è stata subito chiusa, e mi pare anche dai discorsi di oggi che invece va riaperta, va riempita non di tante persone, di pochissime persone, ma persone che abbiano la competenze formate, istruite, specializzate anche all'estero, specializzate nelle aziende che queste esperienze stanno vivendo e sono state in grado anche di trasferire a queste persone. Un'agenzia di promozione dei prodotti della Sardegna, dell'agroalimentare, della campagna, dell'agroalimentare, del cibo, del turismo. Abbiamo visto quanto complementari sono, non tanto perché c'è il tema degli agriturismo, del turismo rurale, magari gestito male, magari non monitorato, con gli agriturismi che vanno negli discount
e che invece hanno avuto dei finanziamenti pubblici e che dovrebbero anche onorare quei finanziamenti pubblici, sentendosi parte di un tutto, quindi sentendosi parte di un territorio che vuole stare assieme e crescere assieme. Promozione dei prodotti agroalimentari, promozioni del turismo, e abbiamo visto, è stato ricordato che ci sono tanti turismi, compreso il turismo del vino. È stato fatto, ci sono esperienze le vie del vino, no? anche in Sardegna, però sono state alcune individuate ma poi dimenticate, non promosse a sufficienza. Non si riesce, avete detto, a fare squadra e non c'è un posto dove andare per chiedere informazioni, per chiedere anche sostegno a questo lavoro che si vuole condurre assieme. Ecco, l'agenzia di promozione dei prodotti della Sardegna deve essere quel luogo, un luogo che oggi manca, un luogo che non viene svolto dalle 3 agenzie agricole che comunque hanno un compito diverso. In altre esperienze che mi è capitato di vedere, credo che nel Trentino, nella provincia di Trento, ci sia addirittura una fondazione tra Camere di Commercio, la provincia di Trento e anche dei privati, una fondazione per la promozione del vino, che è effettivamente una cosa che si tocca subito con mano, che è importantissimo lì e di cui la politica, il presidente della provincia si occupa, l'ho visto, si occupa in maniera importante. Quindi maggiore attenzione a questi mondi, maggiore attenzione a questi segni di vitalità che rischiamo di non vedere e di non aiutare a crescere. Si dice che fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce, è vero, lo viviamo ogni giorno. Anche qui abbiamo visto pezzi di foresta o una potenziale foresta che spunta e che vuole crescere, che ha bisogno di essere vista e di essere sostenuta, e ha bisogno anche di essere rassicurata che c'è un sistema pubblico che vuole contribuire, che vuole aiutare a crescere insieme. Mi ha fatto piacere sentire del pecorino romano, insomma, lo cito per dire anche quanto le cose possono cambiare. In effetti è un prodotto che spesso non è stato amato, anche perché si porta dietro quel nome romano, non si chiama sardo, e non è stato amato perché appunto in tanti magari non ci sentiamo abbastanza riconosciuti, identificati in quel nome lì, però lì dietro effettivamente ci sono 10.000 aziende, ci sono forse 12.000 famiglie, c'è un fatturato enorme e c'è anche un prodotto che abbiamo imparato a lavorare e che è stato capace soprattutto negli ultimi anni di riconoscere un prezzo stabile e remunerativo, forse sufficientemente remunerativo se non fosse per i costi aumentati in questi anni al mondo dell'allevamento. Oggi è ancora così importante, addirittura forse un po' tanto importante, forse sta con troppa velocità, ha sostituito altri prodotti, formaggi freschi o altri DOP come il fiore sardo, come così lo stesso pecorino romano. E nel passato c'era una battaglia per cercare di ridurre il peso del pecorino romano e far crescere invece il peso dei formaggi freschi o di altre specialità come quelle che ho ricordato. Il pecorino romano però si è trasformato, non è più un prodotto industriale ma è un prodotto per la tavola, è un prodotto per diversi momenti del pranzo, persino un prodotto che può essere alla base dei dessert e dei dolci, e oggi ha conquistato un posto proprio di primo piano nel paniere dei formaggi duri italiani, insieme al reggiano, il padano e il pecorino romano stesso. È un esempio quindi di come trasformandosi, di come cambiando totalmente mentalità, di come avvicinandosi anche nei formati e nel gusto,
nelle diverse anche specificità organolettiche, questo prodotto oggi abbia conquistato mercati nuovi, e il mercato americano, che prima era enorme, oggi è diventato solamente circa un terzo. Io continuo a dire che bisogna promuovere con molta forza il pecorino sardo, i formaggi freschi, perché come insegnati i mercati sono anche volatili, hanno anche andamenti diversi, e quindi bisogna essere pronti, preparati anche a diverse condizioni di mercato, o anche i gusti dei consumatori, che possono tornare a premiare maggiormente prodotti freschi e prodotti non a pasta dura, cosiddetti a pasta molle. Insomma, io vi ringrazio per le suggestioni, i suggerimenti di oggi. Credo, insieme ad altri incontri come questi che abbiamo fatto, magari più specificatamente per il mondo dell'allevamento, del pastoralismo, o altri che mi piacerebbe fare sul mondo del cerealicolo, che si è ridotto moltissimo, forse anche quasi come si è ridotto la viticoltura nelle nostre colline, nella Marmilla, che è quasi sparita, ma adesso sta rinascendo con vigore sull'onda appunto dell'esempio pionieristico che Suento ha rappresentato in questa zona. Quindi altri incontri, magari su altri comparti del nostro mondo agroalimentare, da cui emergono appunto da cui emerge una nuova vitalità, grandi potenzialità, il desiderio del sostegno a lavorare insieme, e il desiderio anche di avere un migliore e maggior sostegno da parte dell'amministrazione regionale. Tutte queste cose mi sento di dire che fanno parte del programma, delle cose che devono essere fatte per la Regione Sardegna, in maniera molto, molto convinta, risistemando gli enti regionali e tornando a guardare con molta attenzione, non come un semplice luogo dove scambiarsi un po' di equilibri della politica che deve poi sistemare alcune responsabilità, che più che responsabilità qualche volta rischiano di diventare poltrone. Ecco, la prossima amministrazione regionale si prenderà responsabilità e se le prenderà avendole cuore, avendo amore per le cose che devono essere fatte in questo settore, perché qui c'è cultura, c'è lavoro, c'è contrasto allo spopolamento delle zone interne, c'è presidio del territorio, c'è un presidio ambientale, fino all'ultimo argomento che oggi è di grandissima importanza nel mondo, i cambiamenti climatici, la cattura del CO2, la possibilità di valorizzare anche questo prodotto nascosto nel lavoro ogni giorno della nostra agricoltura e del nostro allevamento, che si chiama cattura del CO2 e deve essere monetizzato attraverso la vendita dei certificati verdi, come è stato appena ricordato. E noi in Sardegna abbiamo un grande acquirente di certificati verdi, non è molto lontano, è il petrolchimico, sono le raffinerie che spendono circa 300 milioni fuori dalla Sardegna per compensare il loro impatto nell'atmosfera. Solamente valorizzare quello con i certificati verdi significa una trasformazione della possibilità di lavorare e curare il nostro territorio, il nostro patrimonio forestale nelle zone interne. Quindi grazie ancora, coraggio, c'è tantissimo da fare e lo faremo. Ringraziamo, è già partiti, perfetto, ringraziamo tutti, vi aspettiamo giù per il video.